parlato chiaramente di un nuovo soggetto politico che ormai è alle porte. Ma guardi, a proposito del Movimento per l'Autonomia, io dico che pochi partiti, forse solo la Lega, sono rimasti fermi in questi ultimi anni. La Lega ha una sua configurazione, una sua identità, una sua organizzazione stabile nel territorio, eppure strettamente legata ad una persona, questo è fuori di discussione. La vita di Bossi, le idee di Bossi, il ruolo di Bossi sono pressoché insostituibili per quel movimento. È una forza che è molto cresciuta, ma quello è un fattore di grande debolezza. Noi dobbiamo vedere nel nostro piccolo, forse perché appunto siamo un partito certamente più piccolo, di non correre i rischi della identificazione con una sola persona. Che evoluzione quindi dare a questa nostra esperienza politica? Ma intanto veda, bisogna evitare la coincidenza tra il ruolo di governo, il mio ad esempio di Presidente della Regione, per giunta di una regione, seppure di una importante e significativa regione del Sud, e quello di capo di un partito, perché le due cose interferiscono l'una con l'altra e non sempre giovano l'una all'altra. È inevitabile che un ragionamento politico, una valutazione, una speranza, un'aspettativa si portino poi sul piano dell'azione di governo, di quello che dall'azione di governo può derivare o può scaturire. E questo nuoce all'azione di governo, indebolisce l'azione politica. Ecco perché devo dire che questa Costituente, che apriremo e che, lo ribadisco, non potrà che innestarsi come un innesto in agricoltura sul tronco solido e robusto di questi 5 anni di esperienza, sugli uomini che ci hanno creduto liberamente e onestamente. E però c'è bisogno di un innesto, c'è bisogno di una novità, perché la pianta abbia un nuovo slancio, perché forze nuove possano apportare un contributo per il rilancio di questa formazione politica. L'elemento, come dicevo, di una leadership diversa secondo me è importante. Quando io dico, non scherzando, l'ideale sarebbe avere uno scrittore o un poeta a dirigere questa nuova forma politica che avrà quelle caratteristiche che dicevo, che si avvarrà di questa esperienza ma vuole andare oltre. Voglio dire che è bene che sia un uomo 1000 miglia lontano, se possibile, non sarà così, lo capisco bene, bisognerà trovare come sempre una via di mezzo dalla politica militante, da quella che giorno per giorno si nutre appunto di se stessa e di politica, e anche dall'azione di governo. Qualcuno che interpreti al meglio le istanze della società civile, dei giovani, di quanti oggi sono i protagonisti di tante rivoluzioni. Pensate ad esempio che i giovani professionisti, i giovani universitari, che sono tanti, sono i protagonisti di rivoluzioni di cui non si è accorto nessuno si è accorto dei sintomi e di quanto, come dire, bolliva in pentola, di quanto covava sotto la cenere in paesi come l'Egitto, la Tunisia o addirittura la Libia, che sembrava un sistema chiuso e inamovibile. Sono nuove generazioni che attraverso internet dialogano, tra di loro si scambiano informazioni e valutazioni e che nella politica non trovano assolutamente ospitalità. Io mi auguro che in questa fase breve, per costituire questo nuovo soggetto, insieme ai militanti, a me, sono tra di loro e mi sento esattamente sulla stessa lunghezza d'onda, si possano trovare questi nuovi protagonisti e si possano ritrovare in un impegno politico che sarà più rispondente quindi alle domande di rappresentanza della nostra società.